A quasi 15 anni dalla sua dipartita, il comune di Agrigento ha deliberato di intitolare una strada della città dei Templi all'indimenticato Gian Campione, che nel 1999 gli fu conferito dalla regione siciliana un attestato di benemerenza come ambasciatore della canzone siciliana nel mondo, per la valida e significativa divulgazione nel mercato discografico della canzone popolare siciliana. La nuova via Giancampione è stata assegnata nel suo quartiere di origine, dove nacque nel 1946, al posto della traversa Ortolani nelle adiacenze del vecchio mercato di Piazza Ravanusella. Anche molti altri agrigentini che si sono distinti nella storia cittadina saranno ricordati nella nuova toponomastica di Agrigento. Ci sarà via Marica Caruselli, già presidente della provincia tra il 1990 e il 1993, al posto di via Ariosto al villaggio Mosè. Ci sarà anche via Monsignor Domenico De Gregorio nel centro storico tra la via Cobaitari e largo Lorenzo Vella al posto di via Belvedere. Cortile Calogero Ravenna, maestro autore di un'antologia di scuola primaria al posto di Cortile San Filippo. Via Salvatore Montes, fondatore prima industria grafica di Agrigento, che stampò tra le altre cose le memorie storiche di Agrigentine e di Giuseppe Picone, al posto di via Bologna a Giardina Gallotti. Via Michele Giammusso, ingegnere che realizzò ad Agrigento alcuni palazzi liberty come l'Agenzia delle Entrate, al posto di via Firenze sembra a Montaperto. Poi ci sarà anche via Libertino Alaimo, medico, al posto di via Napoli a Montaperto. Via Giovanni Inghilleri, baritono, al posto di via San Matteo a Montaperto. Vicolo Torino Uffreduzzi, medico chirurgo, al posto di Vicolo Gozza sembra a Montaperto. Via Maestri del Lavoro nell'area tra la via Lido di Camaiore e via Alfonso Celi. Via Dino Varisano, attivista laico diocesano che collaborò alla creazione di centro studi diocesano di formazione sociale e politica al posto della via Rolando Lanari e la seconda traversa di via Nicolas Green, via Pelle Politi tra la via Ulisse incontrata a Maddalusa fino alla campagna. Non sono stati dimenticati scrittori, cantautori e giornalisti come via Maria Grazia Cutuli a Zingarello al posto della via delle Rose, via Peppino Impastato in via Cesare Battisti a Giardina Gallotti, via Fabrizio De Andrea al posto di via Roma Montaperto. Anche la locale prefettura ha avallato la nuova toponomastica che ha interessato per la maggior parte dei casi la periferia di Agrigento.